Si chiude con un derby alla Stella Azzurra, la 20ª giornata, una giornata che potrebbe regalare al Testaccio il terzo posto in classifica ai danni di una Pisana che ancora ha gli incubi per i 9 gol subiti proprio qui dagli uomini di Broccatelli nella loro ultima uscita. Di contro c'è una Roma un po' altalenante a caccia degli ultimi punti per poter evitare i play-out. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, la 20ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8, benvenuti a Roma Calcio a 8 GSA Testaccio. Prova a passare, poi scarica da Mazzesi. Mazzesi danza col pallone, poi si allarga, prova il tiro, Mazzesi, la risposta di Goletti. Il primo squillo affidato al numero 9 del Testaccio, Mazzesi. Ferri sulla destra, poi prova ad accentrarsi. Imbuca centralmente, serve il numero 11, Gross, che subisce fallo. Sono 3 gli uomini in barriera, arriva il tocco, attenzione perché Boni non trattiene e lì davanti arriva il vantaggio della Roma Calcio a 8. Andrea Cossu era tu per tu con Boni che non è riuscito a bloccare il pallone, c'è il vantaggio della Roma, ma non può andare al tiro, c'è una muraglia sul numero 16, ancora Seferi però si muove, pronta il tiro, eccolo Seferi. Il 2-0 della Roma Calcio 8 dall'uomo più atteso Klaus Seferi, 17° gol in campionato. Mazzesi non subisce fallo secondo il direttore di gara, poi attenzione perché arriva il tiro dalla destra, si fa trovare presente Goletti, tiro assolutamente inaspettato, se lo aspettava solo Goletti. La distanza è sempre molto pericoloso e efficace. Va Mirante, ci prova in qualche modo Goletti a deviare. Mazzesi che si gira e prova a riservire Martino, c'è anche Vanni, poi arriva la conclusione tentata da Starace, c'è il gol del Testaccio che accorcia le distanze, è arrivato all'ultimo il gol del Testaccio, il 2-1. C'è spazio però per Vannoni, attenzione qui intanto errore in disimpegno con il tiro di Gross, il palo della Roma. Questo pallone va Gross, parte in contropiede il numero 11, Gross al tiro, ancora una volta prende la traversa, sfortunatissimo questa sera il numero 11 della Roma. Pallone in avanti, smanaccia Goletti, amministra Mirante, Mirante ancora in possesso del pallone, conclusione deviata, rimane lì la sfera da Starace che scarica da Codignoli, scodella verso il centro, Mazzesi, Goletti abbraccia e su questa azione si chiude il primo tempo. Dei giocatori della Roma, prova poi ad uscire, lo fa bene il Testaccio con Martino, Mazzesi tenta di liberarsi, subisce fallo. Va Mirante a giro, buca la barriera, Mirante e agguanta il pareggio per il Testaccio Calcio 8, il gol di Simone Mirante e anche il numero 11 in campionato. Manni intanto tenta la conclusione, Manni vicinissimo al vantaggio, il numero 18 del Testaccio, perché perde il pallone su Manni, Mazzesi al tiro, Mazzesi! Ed è Mazzesi a portare il Testaccio Calcio 8 in vantaggio, l'uomo più atteso Filippo Mazzesi a segnare il gol numero 3 e Testaccio in vantaggio. Un'occasione il Testaccio, scusatemi la Roma, calcio d'angolo, attenzione al tiro deviato, Alessio Oliva ad agguantare il pareggio, 3-3 segna Oliva dalla distanza, è ancora parità. E triplice fischio dell'arbitro, è 3-3 tra Testaccio Calcio 8 e Roma GSA. Il Testaccio manca l'aggancio in vetta alla Pisana in una partita un po' turbolenta sulle panchine, ma in campo assolutamente bellissima.